viene, Antona e spazza il pallone. Lucera, tutto all'uomo, Lucera entra in area di rigore, il tiro! Raimondo Lucera con il sinistro, grandissimo gol da parte di Lucera, spettacolo! La cognata, poi Ovosu lancia in avanti a cercare Giorgio Stassi che stoppa un gran pallone, poi prova direttamente la conclusione per pochissimo. La nostra bella Sicilia, intanto Stassi va solo in contropiede, è libero Veca, Stassi fa tutto da solo, Stassi, la conclusione ribattuta e qui evita, anzi no, lì Ovosu davanti a cercare il muratore, anzi Licata, il pallone che spazza sul palo vicino al raddoppio il Gemini. Licata, Lucera, cross in mezzo, poi colpo di testa, sempre lui, Colli, il raddoppio del Gemini quando siamo al 45esimo minuto di gioco. Finisce fuori da Sassi, poi Colli guarda la porta, preferisce andare da Lucera, cross in mezzo a cercare Giorgio Stassi nelle Casteltermini, allora Olsen spalla alla porta, prova a servire dall'altra parte Agnello, fischia il direttore di gara, va Polito direttamente in porta, De Miere ci mette una pensa, poi la conclusione al volo di Giuseppe Noto, altra grandissima provvidenziale parata. Veca, poi Seiter, ancora Veca, il cross in mezzo, Colli prova a staccare di testa, c'era riuscito Luigi Licata. Veca recupera palla, entra in area di rigore, ancora Simone Veca, perde l'attimo, l'arbitro fischia un calcio di rigore, è tutto pronto, parte Giorgio Stassi con il destro centrale potente, perfetto, 3-0 Gemini. Fa esultare Stassi davanti ai suoi tifosi, Re Giorgio Stassi, di nuovo il pallone su Lio, ancora Ovosu che scambia con Stassi, ancora Lio che può andare alla conclusione, Stassi in area di rigore, ancora Stassi, la deviazione e poi Licata, la grandissima parata di Avignone, riceve palla, ancora Muratore, scambia con Licata, il cross in mezzo, Stassi ci prova ad andare in anticipo con questo colpo di testa, c'è il recupero palla delle Casteltermini con Noto, riesce a servire Giuliano che guarda la porta, Giuliano rientra, ancora Giuliano, pallone che esce sul fondo, Polito, il cross basso, pallone che passa, e qui l'arbitro che fischia 3 volte, game over al Ferdinando Lombardo di Casteltermini, i Gemini conquistano un'importantissima vittoria.